Sì, il paziente può beneficiare oggi di numerose innovazioni. In campo farmacologico, non è l'argomento di cui parlo, in campo tecnologico parliamo dei dispositivi intracardiaci che sono volti a risolvere delle patologie altrimenti difficili da trattare per l'elevato profilo di rischio del paziente oppure impossibili da trattare perché anatomicamente non compatibili con un intervento complesso. In particolare vorrei sottolineare l'aspetto delle valvole cardiache. La valvola aortica è una valvola che invecchia nel paziente, è un fatto fisiologico e la prevalenza di questa patologia nel paziente al di sopra di 75 anni è all'incirca del 4%. Quindi se consideriamo che in Italia ci sono circa 5 milioni di persone sopra i 75 anni, ci sono numerose decine di migliaia di pazienti affetti da questa patologia, che una volta veniva trattata a costo di un alto rischio cardiochirurgico oppure il paziente neanche veniva indirizzato al trattamento. Oggi con un intervento percutaneo, quindi a paziente sveglio, si può cambiare la valvola aortica e dimetterlo entro pochi giorni, addirittura l'indomani in molti casi, senza che il paziente abbia necessità di riabilitazione, può tornare alla sua vita normale con un'ovvia riduzione dei costi economici e dei costi sociali.